Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Dopo la protesta della Confartigianato del Veneto contro i metodi adottati da Equitalia per la riscossione dei crediti verso l'erario, ritenuti in alcuni casi vessatori, nei giorni scorsi il presidente regionale Giuseppe Sbalchiero ha incontrato il governatore veneto Luca Zaia per renderlo partecipe di una situazione che sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle piccole imprese coinvolte. Sono state infatti raccolte in un dossier le situazioni patite da coloro che con difficoltà cercano di regolarizzare posizioni debitorie. La casistica contiene inoltre una serie di proposte per un approccio al problema che sia il frutto di un confronto non solo con Equitalia, ma anche con i soggetti preposti agli accertamenti come l'Agenzia delle Entrate e la stessa Regione del Veneto. Questo in nome dell'obiettivo comune di preservare il nostro tessuto imprenditoriale e non privare l'erario di introiti a causa della scomparsa delle aziende.